Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio fare i peperoni imbottiti. Vedete questi peperoni qua con la carne macinata, il pangrattato, questo io ho usato questo della Mulino Bianco, ma voi potete usare quale volete, in effetti. Poi il sale iodato, uso questo qua, gemma di mare, perché mi piace. La carne macinata di bovino, mi raccomando, italiano ragazzi. Poi un uovo solo, mi raccomando, allevato a terra, bio, quindi cerchiamo sempre di usare prodotti italiani nostri che sono i migliori, quindi procediamo. Adesso vedete, io ho già svuotato in effetti il peperone ragazzi, tutti e quattro sono già svuotati. Io ne userò solo due perché siamo in due qua, quindi è inutile farne quattro perché sarebbero troppi, quindi è solo per farvi vedere i peperoni. Quindi andiamo a riempire, quindi metterò nel macinato un uovo, il pane grattugiato e un uovo, mescolerò tutto, un po' di sale, riempirò e metto in forno. Ecco qui ragazzi il pane grattugiato, uovo e sale. Adesso mescolerò e andrò a riempire i peperoni ragazzi. Ecco qui ragazzi come si presenta l'impasto. Adesso un'altra cosa che avevo dimenticato ragazzi, una bella manciata di parmigiano reggiano, quindi adesso metterò il parmigiano. Ecco qua ragazzi, ho messo il parmigiano reggiano, non fate da cagni, mettetelo perché prende sapore. Quindi ragazzi adesso andiamo a finire di impastare e poi mi raccomando nel peperone dopo qui dentro mettete un po' di sale intorno con le mani che così prende più sapore e poi andate a riempire, non dimenticatelo perché sennò dopo esce un po' scemo come dico io, quindi un po' di sale intorno al peperone. Ecco qua ragazzi, ora sono pronti, li potete vedere anche da qui e adesso li mettiamo in una teglia nel forno con un po' di olio sopra che vi farò vedere e poi li inforniamo a 180 gradi per più o meno 25 minuti ragazzi. Ragazzi ho messo in questa pirofora a forma di pesciolino diciamo, adesso ho messo un po' di olio extravergine d'oliva come potete vedere sia di qua che di qua e adesso vado a infornare ragazzi e poi vedremo il risultato come sarà. Ecco ragazzi i peperoni sono pronti come potete ben vedere, belli cotti cotti tutti e due. E adesso come sempre di consueto dico ragazzi, se permettete vado a mangiare. Buon appetito a tutti, se venite presto potete mangiare, se no ragazzi non fate a tempo, quindi siete a venire, venite subito. Ciao a tutti.